Buongiorno da Focus TG. Apriamo con la cronaca anche oggi. Andiamo a Mestre, dove continua il degrado, episodi di violenza in città, con i residenti che a questo punto decidono di blindare i garage. È una misura anti-bivacco. A te Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Mestre, in una laterale di via Piave. Ormai non serve nemmeno più spiegare che cosa sia diventata questa zona, nonostante negli anni siano anche state prese delle azioni concrete anche da parte dell'amministrazione, però la situazione sembra non cambiare. Vi voglio far vedere, e dopodiché daremo anche la parola a uno dei residenti più attivi della zona, Conte, che cosa hanno deciso di fare i residenti di questo condominio Fabio, che si trova in una laterale di via Piave, appunto all'angolo con via Felisati. Come vedete dalle inquadrature, proprio al termine della rampa c'era un cancello dove poter entrare per parcheggiare le auto. Ebbene, lì stazionavano tossicodipendenti per bivaccare, era anche pieno di siringhe, motivo per cui i residenti si sono organizzati da soli facendo montare questo cancello che state vedendo, questo cancello di ferro, proprio per impedire che le persone possano stazionare lì, perché erano ormai arrivati a un punto di non ritorno. Qui appunto c'è Giampaolo Conte che documenta anche insieme agli altri residenti quello che accade ormai quasi quotidianamente in zona, e questa volta si sono attrezzati personalmente per posizionare un ulteriore cancello in modo da impedire questi bivacchi, perché la situazione è ormai fuori controllo. Sì, esattamente, qui siamo in via Saletto e via Saletto Hall. Sì, che è una strada che congiunge via Felisati con via Cavallotti, e qui giorno e notte almeno i residenti proprio delle case qui di fronte segnalavano il disturbo che facevano questi tossici, diciamo. Qui in questa rampa era sempre pieno di siringhe, ho documentato più volte le siringhe che c'erano, più volte tutto quello che succedeva. Adesso sono stati costretti, hanno messo questo grande cancello, una gabbia praticamente, però questo impedisce almeno l'accesso al basso, diciamo, dove si nascondevano, e c'è un po' più di pace. Però hanno cominciato anche a mettersi adesso davanti a questo palazzo Fabio. Ecco, se direttore mi permette, facciamo proprio qualche metro, anche grazie ad Alberto che ci sta seguendo con la telecamera, per farvi vedere anche la parte davanti di questo condominio. Cerchiamo di accelerare il passo in modo da non portare via troppo tempo, ma è per farvi proprio vedere qual è la situazione anche davanti, dove c'è proprio l'ingresso, no, di questo condominio, e dove i residenti si sono organizzati proprio per cercare di non far stazionare e bivaccare qui i tossicodipendenti e chi non ha un luogo. Prego Giampaolo. Allora, lì è stata messa quella catena, ma perché? Perché comunque queste persone bivaccano anche qui davanti, tanto che è impossibile a volte riuscire ad entrare nel proprio appartamento. Nell'angolo proprio lì dove ci sono le cassette della posta, lì di notte proprio bivaccano, anche di giorno qualche volta sono lì, i residenti escono, fanno dei battibecchi, però questi non si alzano, questa ormai è diventata zona loro. Ecco, e quindi avete visto, l'appello ancora una volta va a questo punto anche all'amministrazione, perché i residenti poi possono arrivare fino a qui. Sì, certamente anche lì c'è un altro angolo dove viene costantemente occupato da tossici che si fanno. Qui abbiamo attività, c'è un'autoscuola, c'è una pulitura a secco, abbiamo un hotel, sì che è una via, la via Felisati qui, dove sbuca su via Piave, è molto frequentata questa via, sia di cittadini a piedi, perché qui vicino abbiamo anche la piazzetta San Francesco dove c'è un mercato, dove ci sono altre attività, sì che c'è un via vai continuo di gente, di residenti, e purtroppo si trovano sempre questi tossici che stazionano continuamente e giorno e notte danno fastidio soprattutto ai residenti di questo palazzo.
Ecco, avete sentito dunque, questa è la situazione in una delle tante vie laterali di Via Piave e noi abbiamo voluto documentarvela proprio partendo da questa zona. Se non ci sono domande qui da Mestre, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Alberto Pivetta, il nostro operatore da Mestre. Andiamo avanti con la cronaca. A Verona è stato identificato un veronese di 38 anni che ha rapinato 2 farmacie armato di coltello. Vediamo le immagini pubblicate dall'Arena di Verona. Lo si vede mentre compie la rapina, mentre sta svuotando la cassa. È stato identificato proprio grazie a questi filmati. Un uomo che era ovviamente travisato, che non ha aggredito in questo caso i titolari delle farmacie, ma insomma che ovviamente ha compiuto un grave reato ed è stato identificato e viene attualmente ricercato. A Padova una ragazza di 18 anni colpevole di voler vivere all'occidentale, cioè come tutte le altre ragazze, è stata maltrattata dal padre di origine, un marocchino che vive in Italia, e ha avuto il coraggio questa ragazza di denunciarlo. Ha compiuto da poco 18 anni ed ha trovato la forza di andare in questura e chiedere aiuto. È nata a Padova e qui va a scuola la giovane di origine marocchina, malmenata e minacciata dal padre e dalla madre, entrambi marocchini, perché lei voleva vivere con la libertà di tutti i suoi amici. Da sempre la ragazza era stata costretta a uscire di casa solo sotto controllo dei genitori e solo per andare a scuola. Non poteva vedere gli amici, solo la famiglia. Alla giovanissima veniva anche imposto il modo di vestire tradizionale e se lei tentava di ribellarsi erano insulti e botte. Il 5 giugno la giovanissima ha detto basta, si è presentata alla polizia e ha raccontato la sua storia denunciando entrambi i genitori per maltrattamenti. Informata la procura, la 18enne è stata collocata in una struttura protetta. Il padre però non ha mai smesso di cercarla fino a quando non l'ha trovata per strada con 2 amici. Sceso dall'auto, l'uomo, un 50enne, ha malmenato i 2 amici e preso con la forza la figlia che è stata caricata in macchina. Sono stati 2 ragazzi a chiamare il 113. Dopo una veloce ricerca, la giovanissima è stata rintracciata nella casa di famiglia. Qui per il padre è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di maltrattamenti. Il GIP ha convalidato il suo arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla figlia con l'ausilio del braccialetto elettronico. Nell'auto del 50enne gli agenti hanno sequestrato alcuni coltelli e un piccolo cannocchiale che serviva per controllare gli spostamenti della ragazza. Servizio di Chiara Gaiani, restiamo a Padova perché alcuni 2 giovani sono finiti in un ospedale picchiati da un gruppo di ragazze all'uscita del Padova Pride Village. Il racconto della consigliera comunale Elena Cappellini a cui i 2 hanno descritto quanto è accaduto. Ovviamente sono al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza. Questa ragazza mi chiama dicendomi che nell'attesa del taxi una banda, adesso è di nazionalità appunto ancora da approfondire, si è avventata su di lei e sull'amico con cui lei era insieme dopo la festa al Pride Village. I protagonisti di questa storia sono 2 amici, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 anni, avvicinati e aggrediti all'uscita dal Pride Village la notte tra venerdì e sabato da un gruppo di violenti. La giovane ha raccontato quanto le è accaduto alla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Cappellini dopo aver ovviamente denunciato tutto ai carabinieri. Un'aggressione di stampo omofobo per la tipologia di insulti rivolti ai 2 ragazzi. Inizialmente sì, è nata così, appunto hanno sentito degli epiteti poco felici e delle critiche probabilmente per l'aspetto fisico del ragazzo, e poi invece si è sviluppata in una vera e propria rissa per futili motivi, visto che anche la ragazza si è sentita di difendere il suo amico, ma ahimè anche lei è finita in pronto soccorso. Il ragazzo ha ricevuto pugni sul mento e al volto, l'amica è intervenuta per difenderlo, è stata a sua volta colpita con schiaffi e graffi. Fortunatamente altri passanti sono intervenuti e il gruppo di violenti si è allontanato. Anche questa volta gli aggressori però sarebbero giovanissimi. L'ennesimo caso e evidentemente c'è qualcosa che non va, è chiaro, oggettivo, e i giovani, ripeto, mi segnalano questi casi perché anche loro esasperati, delle persone per
bene, non dovrebbero porsi neanche il minimo problema, pensiero che nella propria città, dove anzi una città universitaria che tutti ovviamente promuovono come una città accogliente, vivibile e voglio dire dinamica, soprattutto dovrebbe essere giovane, in realtà trasmette solo grande paura e insicurezza. Io cercherò ovviamente di essere utile e di contribuire per anche un marketing territoriale che possa invece andare a valorizzare quelli che sono i locali per i giovani, perché io dico sì al ballo, al divertimento, no allo sballo e alla violenza. Oggi in regia Andrea Basso e Italo Morao, ancora cronaca, l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo a Treviso, è salito a 8 il numero degli arrestati. All'alba è scattato il blitz della polizia. Le auto sono andate a prelevare 5 minorenni accusati di omicidio, concorso in omicidio e per 3 di loro anche rapina aggravata. Per tutti è scattata l'ordinanza di misura cautelare e sono stati accompagnati in comunità dislocate fra Veneto, Campania e Calabria. Sale dunque il numero dei giovanissimi a cui è stata afflitta la misura restrittiva per la brutale aggressione terminata in omicidio di Francesco Favaretto. Il 22enne picchiato e ferito gravemente il 12 dicembre 2024 nel cuore di Treviso. Il giovane, portato d'urgenza in ospedale, morì poco dopo a causa dei colpi ricevuti, anche con dei cocci di bottiglia. Le indagini svolte nell'immediatezza dalla squadra mobile di Treviso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso e della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, aveva consentito di raccogliere numerosi elementi di prova sul coinvolgimento di 10 indagati. Poco dopo il delitto, in carcere finirono 2 maggiorenni ed un minorenne, quest'ultimo difeso dall'avvocato Fabio Crea assieme ad uno dei maggiorenni. La cosa che mi sorprende, che porrò immediatamente all'attenzione del giudice delle indagini preliminari, è la circostanza che alcuni dei minori, che io ritengo per le indagini già espletate e concluse nei confronti del minorenne, essere pienamente coinvolti nell'omicidio del Favaretto, siano stati collocati in comunità piuttosto che come il minore che io difendo con la massima misura custodiale. Processo già avviato per il minorenne in questione. Siamo nel corso dell'udienza preliminare dove il giudice, su mia richiesta, ha ritenuto di procedere ad una perizia per la valutazione della maturità del ragazzo, del quindicenne, operazioni peritali che sono iniziate proprio nella giornata di ieri. Quindi su questo ci sarà la necessità di attendere l'esito delle operazioni peritali. Il processo è stato rinviato a ottobre. Ora la nuova svolta. Il proseguo dell'attività investigativa ha permesso di chiarire ulteriormente le diverse responsabilità, determinando quindi l'autorità giudiziaria ad emettere ulteriori ordinanze cautelari. 5 ragazzi italiani di seconda generazione, 4 tra i 16 e i 17 anni ed un minorenne al momento dei fatti ed oggi maggiorenne sono stati arrestati. Si tratta di 3 ragazzi e 2 giovanissime. Dei 10 coinvolti rimangono indagati altri 2 per i quali non è scattata per ora alcuna misura. Un delitto maturato in un ambiente di degrado, un'aggressione a scopo di rapina. Servizio di Daniela Sizzia, e restiamo sulla cronaca giudiziaria. Aveva ucciso la moglie gravemente malata, accoltellandola a morte. È stato condannato a 14 anni di carcere il marito Sergio De Zen. Il delitto avvenne il 23 settembre del 2023 nella loro abitazione di Maser. Niente potrà ridarmi indietro mia madre. Rispetto però questa sentenza, tu che cosa pensi? Non sono soddisfatta. Perché? Sono troppo pochi 14 anni. Amareggiata, con il cuore spezzato, parla la figlia Aurora De Zen, presente in aula per ascoltare la sentenza nei confronti del padre. Non riesce a perdonare chi le ha strappato la mamma. Rabbia, dolore, tante cose. Se pensi a tua mamma. Le avevo giurato di darle giustizia, però
non come pensavo molti più anni, una pena un po' più severa. Aurora lascia il tribunale con il peso di un dolore che non l'abbandona. Il padre Sergio De Zè, 76 anni, è stato condannato a 14 anni di carcere grazie alle concessioni delle generiche prevalenti sulle aggravanti, 4 anni in meno rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Gabriella Cama. Si è concluso così il processo di primo grado nei confronti dell'anziano reo confesso che la mattina del 24 settembre del 2023 accoltellò a morte la moglie Emanuela Bittante, invalida allettata a causa di una grave malattia. L'uomo, nei cui confronti è stata applicata una provvisionale di 100.000 euro, il risarcimento del danno avverrà in un distinto procedimento civile, è stato inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto legalmente per tutta la durata della pena ed è anche stato escluso dalla successione della vittima. Le motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Il difensore di De Zè, l'avvocato Sabrina De Rossi, si è riservata di leggere la sentenza prima di prendere ulteriori decisioni. Diciamo che tutto sommato non è andata male. Il signor De Zè è perfettamente consapevole di quello che ha fatto e tra l'altro perché insomma si è consegnato immediatamente, ha confessato immediatamente, non ha mai chiesto permessi, non ha mai chiesto niente, quindi adesso ha scontato quasi 2 anni, insomma vuoi l'età, vuoi eventualmente insomma anche la rinuncia all'appello, ma insomma vedremo le motivazioni. Lui cosa ha detto oggi? Ma mi pare ancora un po' spaesato. Forse credo che abbia bisogno del tempo per elaborare. Non voleva vedere la moglie soffrire, è quello che ha sempre ribadito il 76enne in questi anni. Lui dice che l'ha fatto per non vederla soffrire, appunto poi tra l'altro la signora aveva anche un cancro maligno, lui aveva visto morire i suoi genitori soffrendo molto e quindi lui probabilmente ha preferito questo che vederla soffrire, questo lui dice sempre. Poi si rende conto che non si fa, ecco, però alle volte bisogna trovarci in certe situazioni che erano sicuramente molto più grandi di lui. L'inchiesta sui falsi Green Pass, Maria Augusta Marrosu, ex prefetto di Treviso, è stata rinviata a giudizio per il caso dei falsi certificati che sarebbero stati emessi dal Centro Salute e Benessere di Silea. Con lei si presenteranno davanti ai giudici il prossimo 13 marzo l'ex direttore sanitario del poliambulatorio di Fiera, l'ex responsabile organizzativo dello stesso centro medico e i compagni delle 2 donne accusati di associazione a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico. In sostanza, alle persone a cui viene contestata l'associazione a delinquere viene imputato il falso ideologico in quanto avrebbero fabbricato i falsi test positivi riconducibili ad un numero limitatissimo di campioni. Poi i dati sarebbero stati caricati sul portale della regione inducendo in errore il soggetto privato che avrebbe quindi emesso il Green Pass. La 70enne Marrosu ha sempre sostenuto la sua innocenza e per questo è decisa ad affrontare il processo pubblico. Lo scandalo aveva inizialmente coinvolto una 60ina di persone provenienti da mezza Italia, tra queste anche l'ex tennista Camila Giorgi e la cantante veneta Madame. Maltrattamenti in famiglia, i carabinieri hanno arrestato un 43enne che dopo essere stato lasciato ha perseguitato la moglie tutta la notte sotto la sua abitazione. Ha trascorso un'intera notte sotto casa della sua ex suocera dove la sua ex compagna, stanca delle sue vessazioni fisiche e psicologiche, si era rifugiata. Un 43enne di Mestrino è stato arrestato dai carabinieri di Vigo d'Arzere. I militari lo hanno bloccato all'Arcella sotto le finestre dell'abitazione dove viveva temporaneamente la donna. L'uomo per tutta la notte aveva tempestato di messaggi e telefonate alla sua ex che si era rifugiata dalla mamma insieme alle 2 figlie, stanca di anni di violenze. La donna aveva rifiutato un colloquio richiesto dal 43enne. Così lui l'ha raggiunta postandosi sotto casa. I carabinieri intervenuti dopo la segnalazione hanno scoperto che il 43enne era destinatario di un ammonimento emesso lo scorso aprile dal questore di Padova. Su disposizione della procura, il 43enne è stato così posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l'arresto rinnovando la misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna con l'applicazione del braccialetto elettronico.
Una notizia dalla Nuova Venezia, uno schianto in moto contro un'auto. Roberto è morto a 20 anni dopo 5 giorni di agonia. Roberto San Giovanni, residente annuale, era in sella alla sua moto quando è avvenuto il violento impatto lungo la Noalese a Santa Maria di Sala. La donna alla guida della Fiat 500 è indagata per omicidio stradale. Vedete anche un altro pezzo di spalla, altruista e generoso. Ecco chi era il ventenne morto in seguito a questo schianto. La tragedia ieri notte a Malcontenta, la 67enne Chiara Pasquale che è morta in casa per lo scoppio di un incendio. La cognata racconta, aveva provato a rifugiarsi nello sgabuzzino ma non è riuscita a salvarsi. Il servizio di intervista di Ilaria Marchiori. Mia cognata viveva da sola, penso che si sia svegliata perché ha visto che aveva cominciato a prendere fuoco tutto, però non è riuscita, si vede che era troppo tardi, non è riuscita a uscire fuori e si è rifugiata in una stanzetta vuota e si è ricoperta di abiti per non essere evidentemente presa dal fuoco, però purtroppo non ce l'ha fatta. È morta così nella notte Chiara Pasquale, a 67 anni, nel suo appartamento di via Malcontenta, tra via Malcanton e via Lago di Bolsena, provando a salvarsi, chiudendosi in uno stanzino in attesa dell'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini, ma il fumo e le fiamme non le hanno lasciato scampo. Non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto, nemmeno a telefonare, racconta la cognata sotto shock per l'accaduto. Alle 3 di notte ti chiamano, ti dicono guarda che sta prendendo fuoco, ma ci aspettavamo di riuscire, di trovare almeno salva lei, di riuscire a portarla fuori, e invece quando sono entrati, quando l'hanno trovata e poi è arrivata l'ambulanza, hanno fatto altro che constatare la morte. Penso non si sia neanche resa conto perché comunque il fuoco era tanto. Hanno dovuto fare evacuare tutta la palazzina perché i pompieri dovevano buttare l'acqua, insomma. Solo in mattinata gli inquilini degli appartamenti sottostanti sono potuti rientrare in casa sconvolti per quanto accaduto alla signora Pasquale. Gli accertamenti sono in corso, ma con tutta probabilità la causa sarebbe stata un cortocircuito. La vittima era molto conosciuta e stimata in paese. Insieme al fratello Eugenio era cotitolare della ferramenta Pasquale, poco distante dall'abitazione della donna, un punto di riferimento per il territorio. Chiara non aveva figli, ma era legatissima alla famiglia. Considerava la nipote, figlia del fratello, come una figlia e adorava le nipotine Diletta e Ginevra. Il sindaco di Mira, Marco Dori, ha espresso vicinanza alla famiglia. È una notizia che lascia senza parole. La comunità di Malcontenta è molto addolorata, lo siamo tutti noi, che anzi manifestiamo un profondo cordoglio e vicinanza sia al fratello che a tutta la famiglia e alle persone che hanno voluto bene. L'amministrazione come sempre a disposizione anche per chi è rimasto momentaneamente senza un alloggio, e siamo qui insomma soprattutto in questo momento a essere vicini alla famiglia per questo tragico evento. La tragedia del Natisone, i 3 giovani che erano stati inghiottiti dalla piena del fiume, l'infermiere Michele Nonino, indagato per omicidio colposo con 3 vigili del fuoco, ha scelto di saltare l'udienza preliminare e di andare direttamente al processo. Allora, mi chiamano i vigili del fuoco per un intervento a Premariacco. Loro hanno delle persone su un'isoletta in mezzo al Natisone, lì del ponte, via Ponte Romano. Allora mi chiedono se è possibile attivare l'elicottero, il doppio tango in questo caso. Michele Nonnino, l'infermiere della Sores, indagato per omicidio colposo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar sul Natisone, insieme ai vigili del fuoco Andrea Lavia, Luca Mauro ed Enrico Signor, rompe il muro dell'attesa e chiede l'apertura immediata del processo. Il processo penale è già di per sé pena. Facciamo che almeno sia rapido. Il processo porta patimento, angoscia e coinvolgimento per tutti, quindi vi è una necessità di ridurre i tempi del processo per ridurre la pena del processo, e questo vale sia per le famiglie di quei poveri ragazzi che hanno perso la vita in maniera così tragica, sia per una persona come il mio assistito, l'addetto della Sores, che si trova
quotidianamente a confrontarsi con il peso di queste accuse e soprattutto con un'esposizione mediatica che lo sta psicologicamente devastando. Il giudizio a rispetto della sua definizione non sarà proprio immediato. Il GIP dovrà fissare la prima udienza davanti al giudice monocratico per il dibattimento, ma non si esclude che la data possa cadere dopo il 19 settembre, quando è fissata l'udienza preliminare per discutere la richiesta di rinvio a giudizio della Procura nei confronti degli indagati. La scelta di saltare questa fase non darà a Nonnino alcun beneficio in termini di sconti di pena in caso di condanna. Non c'è nessuna istanza di benefici premiali nella scelta che abbiamo svolto. La scelta è quella: si faccia il processo, lo si faccia nel contraddittorio delle parti, lo si faccia in tempi rapidi. Noi puntiamo alla soluzione, quindi non è una istanza che abbia in qualche modo una finalità di beneficio della pena. Interpellati sia l'avvocato delle famiglie di Patrizia Bianca e Cristian, Maurizio Stefanizzi, che i difensori dei Vigili del Fuoco Stefano Buonocore e Alfonso Mangone, nessuno ha voluto commentare la scelta del collega Miculan. Non si esclude tuttavia che la difesa dei pompieri possa seguire la stessa strada. C'è tempo per farlo entro 3 giorni prima dell'udienza preliminare del 19 settembre. Ritieni che ci possa essere un coinvolgimento anche ulteriore rispetto ai 4 indagati di adesso, e mi riferisco per esempio alle strutture, alla Sores? Tendo a escluderlo perché in realtà è un filone che la Procura della Repubblica ha già in qualche modo esplorato senza individuare alcun tipo di responsabilità. È per questo che dico, nel momento in cui si accerta che il mio assistito ha rispettato le norme e i protocolli, è chiaro che nessun tipo di colpa può essere allo stesso imputato, e nel momento in cui all'esito di quell'indagine nessuno dei vertici sia stato coinvolto da un punto di vista processuale, mi lascia chiaramente capire che quei protocolli sono stati ritenuti adeguati. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. E un poliziotto della questura di Padova ha salvato una bambina che stava annegando in spiaggia a Jesolo. Il racconto di Ivan Francescon ai nostri microfoni. Sentiamo. Ero appena andato in acqua con il cane, che l'ho mollato in acqua che nuotava, e ho cominciato a sentire le urla di una madre, di una donna, vicino all'ingresso, diciamo, sul bagnasciuga, lì in prossimità degli scogli, e urlare aiuto, aiuto, mia figlia si sta annegando. Sentendo le urla disperate di una madre e di una bimba in difficoltà, Ivan Francescon, poliziotto del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, non ci ha pensato 2 volte e ha cercato di raggiungere in acqua la piccola. In spiaggia a Jesolo, con la moglie, il figlio e il cane, Francescon ha analizzato la situazione e ha visto un altro bagnante che si avvicinava agli scogli per aiutare la bambina. Tentavo di tenerla su, sono andato un paio di volte sott'acqua, però tenevo su la bambina, ho cominciato a nuotare, ma anziché tornare a riva vedevo che venivo trasportato sempre più verso il mare, insomma, verso il fondo. Le onde molto forti e il rischio di finire contro gli scogli ha reso la situazione difficile, ma Ivan Francescon ha saputo gestire l'intervento mettendo tutti in salvo. E ho visto altri 2 uomini, c'era sempre questo signore lì vicino, perché anche lui cercava di rientrare, e sono intervenuti altri 2 uomini, tra i quali il papà, che ho saputo dopo che era il papà della bambina, però vedevo in grosse difficoltà anche lui, ha bevuto più di qualche volta, che a quel punto gli ho detto: è inutile che veniate verso di me, create una catena umana urlando, almeno chi tocca riesce a tirare gli altri, e da lì mi sono appeso, mi sono aggrappato, diciamo, al braccio di uno e mi sono tirato su. Una catena umana fino alla spiaggia ha permesso che tutto finisse per il meglio. All'inizio non aveva parole, poi mi ha abbracciato, è stata una bella sensazione, il papà era disperato, mi ha ringraziato in tutti i modi. Per il poliziotto tanta emozione nonostante la fatica fisica per lo sforzo di tenere a galla la bambina che era entrata in acqua con il suo salvagente ma che era stata travolta dalle onde. Ivan Francescon, in forza al reparto prevenzione crimine di Padova, era collega di Domenico Zorzino, l'assistente capo della polizia annegato nel Frattagorzone 2 anni fa nel tentativo di salvare un vicino di casa caduto nel fiume. Mio figlio mi ha fatto commuovere perché, scusate, mi ha abbracciato e mi ha detto: sei un eroe, papi. Lei si è sentito un eroe? No, perché guardi, mio figlio me l'ha ripetuto anche ieri sera: papà, tu non ti rendi ancora conto di quello che hai fatto, però non è che mi piace apparire Sì, ho fatto una cosa per me naturale.
Servizio di Francesco Rattai. La politica, una notizia importante che riguarda Gian Antonio D'Arè, ex europarlamentare, ex sindaco di Vittorio Veneto. Andiamo in diretta a Vittorio Veneto da Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, sono con Tony D'Arè che non è più Lega. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto dell'attenzione e un saluto ai telespettatori. Sono della Liga Veneta, ho iniziato a far politica con la Liga Veneta, sono con la Liga Veneta Repubblica, è un partito, un movimento politico meglio che si confronta e segue il territorio in un'identità territoriale che i partiti nazionali hanno dimenticato. Quindi un addio definitivo alla Lega, ma un addio definitivo anche a Forza Italia. Molti dicevano che era in quota, so che Flavio Tosi l'ha corteggiata, se si può dire così politicamente parlando, per molto tempo. Sì, anzi ringrazio Flavio Tosi per l'attenzione, però il mio cuore batte Veneto e sono per il Veneto, per la mia terra. Ho iniziato a far politica qua, seguendo un partito, ovvero il movimento politico della Liga, che parlava di federalismo quando i partiti nazionali neppure sapevano cos'era, e questa è stata la scintilla che mi ha così avviato alla politica e continuo a farlo. Ecco, ma si parla di federalismo e autonomia anche con altri movimenti, mi viene in mente quello di Riccardo Szumski, perché non appoggiarsi a questa, diciamo, novità e andare invece sul classico? Ma noi ho preferito andare sul classico perché ricordo che il simbolo della Liga Veneta Repubblica è la bandiera del Veneto con la spada sguainata, e la spada sguainata in questi tempi serve per difendere il territorio, serve per difendere il commercio, le nostre imprese, l'artigianato e quant'altro, quindi questo è quello che noi dobbiamo, una sanità da rivedere e da riformare. E questi sono i nostri programmi. Poi le opere strategiche, abbiamo un porto di Venezia che non è mai stato utilizzato, abbiamo una Venezia Monaco da fare. Se vogliamo creare il futuro di questo Veneto partiamo con qualche idea. Ma partendo proprio anche dal basso, siamo con alle spalle il municipio di Vittorio Veneto, un ritorno di Tony D'Arè in questo palazzo è pensabile? No, in questo palazzo ci sono stato da sindaco, ci sono ancora come consigliere di opposizione, ho fatto il consigliere in maggioranza e quindi diciamo sono 20 anni che sono in questo municipio, anzi 21 con questo, e quindi credo di avere un po' di esperienza politica sia amministrativa. Sono stato in regione, sono stato in Europa, ho fatto il presidente della conferenza dei sindaci, ho fatto il sindaco di Vittorio Veneto. Nella vita a 21 anni ero in partita IVA e quindi credo di aver fatto il mio lavoro anche sia a livello politico, amministrativo, ma anche capire cosa vuol dire avere una partita IVA, capire cosa vuol dire alzarsi al mattino e avere già nella groppa le spese. Quindi non vivere solamente di politica? No, non ho mai vissuto di politica, ho fatto la politica in alternativa al mio lavoro, perché per fare bene la politica bisogna avere un lavoro proprio. Le scadenze elettorali non mi sono mai dispiaciute, mi sono sempre confrontato, ho anche perso, ma soprattutto ho vinto. Direttore, se vuoi Tony D'Arè ti sente, se no a te la linea. Ma intanto evito di fargli altre domande perché stasera è ospite a Focus, per cui avremo tempo per parlare ancora, Lucio. Lo ringraziamo molto. Tony D'Arè e ovviamente il nostro... Grazie, buona trasmissione. Grazie D'Arè, grazie molto. Ci vediamo stasera grazie a Lucio Zanato da Vittorio Veneto. Intanto ovviamente continua lo scontro sul terzo mandato all'interno del centrodestra. Ieri un altro no del ministro degli esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani sull'emendamento che la Lega vorrebbe per modificare la legge elettorale e consentire di arrivare ad un altro mandato per il presidente Zaia. Alberto Stefani, segretario regionale e vice segretario della Lega, ieri ha detto si va avanti comunque con le liste e le candidature. Sentiamo il servizio di Nicola Zanetti.
Non so niente, si vedrà. Affida a poche parole la sua personale versione del no comment il sindaco di Treviso Mario Conte, mai come in questo periodo di fronte a un bivio. E che bivio? Perché la Lega, che si è ritrovata a Noventa a Padovana per dare il via alla campagna per le regionali, spinge per averlo nelle liste. La squadra di amministratori con la quale il Carroccio vuole recuperare il terreno perduto su Fratelli d'Italia. Conte nome importante, nome di peso, guida di Anci Veneto, ma è lo stesso Conte che solo una settimana fa a Ring ripeteva: io sono sindaco di Treviso, ho tanti impegni con i miei cittadini, ho un rapporto straordinario con la mia comunità e quindi mi sono preso questo impegno con loro e non voglio tradire la loro fiducia. Già, perché prendere la via di Palazzo Ferrofini significherebbe, per incompatibilità, lasciare Casugana. Possibile? Anche il suo braccio destro a Treviso in cima alla lista dei desideri della Lega. Mi fa piacere perché quando fanno il tuo nome vuol dire che insomma qualcosa di buono hai fatto o perlomeno la gente ti segue, però ecco, fino adesso io avevo già detto che avrei evitato le regionali per il fatto che insomma 3 campagne elettorali in 3 anni sono come Forrest Gump, sarei un po' stanchino, quindi magari me la evito questa. Intanto tra un si vedrà e un no grazie hai voglia di parlare di programmi. Centrodestra e centrosinistra sono alle prese con le beghe del nome del candidato governatore. Tempi sempre più stretti per lo sblocco del terzo mandato, mentre lo scontro Lega-Forza Italia continua. Si sta dando degli stupidi agli elettori, perché gli stiamo dicendo che se non poniamo limite ai mandati l'elettore non riuscirà a fare l'alternanza. Quindi stiamo dando degli stupidi ai cittadini. La questione va affrontata. Oggi tocca a Zaia, che è uno dei presidenti più amati. L'anno prossimo toccherà a un altro presidente che si troverà nella spiacevole posizione che parleranno del suo eventuale terzo o quarto mandato. Mi sta dicendo che quando Zaia ha deciso di fare il limite dei mandati in Regione Veneto ha detto agli elettori che sono degli stupidi. Io ero contrario, io sono da sempre contrario, perché poi all'interno di un partito prevale una linea generale. In Veneto è stata fatta una legge, quindi la maggioranza con il Presidente Zaia ha fatto una legge. Quindi sì, ma non è un totem, le leggi si possono cambiare. Le cose o ci credevi o ritenevi che gli elettori sono stupidi. No. Vorrei ricordare che nella passata legislatura 2017-2018, adesso potrei sbagliare di qualche mese, è stata portata la discussione in Consiglio regionale sullo sblocco dei mandati. Ma è finita nel nulla perché? Perché per volontà del Presidente non si è voluto andare di fronte alla modifica della legge vigente. Non che gli avversari siano tranquilli. Giovanni Manildo sempre più in rampa di lancio, ma la spinta dei circoli PD tra Verona e Padova per Vanessa Camani si sta facendo sentire. Chi conosce bene entrambi spiega qual è la soluzione preferibile. Noi donne abbiamo molto caldeggiato la figura di una donna e sarebbe però una candidatura molto di Partito Democratico. Siccome dobbiamo lavorare in coalizione, la coalizione ha più favore che sia un candidato meno targato. E così Antonella Tocchetto a Ring e intanto pare che venga ufficializzata la candidatura di Giovanni Manildo nella prossima riunione del direttivo del Partito Democratico, credo che sia stasera o domani mattina. Intanto sentiamo cosa ha detto Giuseppe Pagni ieri sera tra gli ospiti di Focus. Con i nostri gazebi dappertutto parlando ad esempio del decreto sicurezza che è stato fatto dalla Lega, che non l'ha fatto Fratelli d'Italia o Forza d'Italia, poi ci sono venuti dietro, ma su argomenti sulla sicurezza in questo caso, argomenti come quelli dell'autonomia che a noi è molto cara, che anche lì è bloccata nei meandri dei ministeri eccetera, quegli argomenti che comunque interessano il nostro popolo veneto. Quindi noi usciamo, cominciamo la campagna elettorale, stiamo raccogliendo le adesioni, confermo per quanto riguarda le liste elettorali. Noi siccome siamo piramidali in tutte le sezioni della Lega, chiunque che sia militante può candidarsi, mette il suo curriculum, la sua faccia e poi decidono, ci sono tutta una serie di passaggi attraverso le segreterie di sezione, le segreterie provinciali, come succede da tutte le parti, le segreterie regionali eccetera, fino ad arrivare poi alla costituzione delle liste. Allora, questo era Giuseppe Pani, capogruppo della Lega ieri sera in Consiglio regionale, ieri sera a Focus, e si candida presidente del Veneto il dottor Riccardo Szumski con la lista Resistere. Sentiamo.
Sanità, ambiente, autonomia. Sono i punti cardine della campagna elettorale dell'ex sindaco e medico di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, candidato alla presidenza della Regione Veneto con la lista Resistere Veneto. Un raggruppamento di partiti e associazioni nato, evidenzia Szumski, dal confronto con i cittadini. Abbiamo bisogno delle firme, ma vogliamo le firme dei cittadini, perché sono loro che ci hanno ispirato. Non è che io mi sono autocandidato perché penso di essere un megalomane, è perché c'è un sentire attorno che mi ha spinto a farlo. E avremo bisogno, adesso ho centinaia di, dico migliaia di persone che mi dicono quando è che devo firmare, prudono a loro le mani perché vogliono firmare. Partiremo da questa raccolta di firme che sarà la nostra campagna elettorale. Balzato agli onori delle cronache per le sue prese di posizione contro i vaccini anti-Covid, Szumski vuole riportare la sanità al centro. Le liste di attesa non le inventiamo noi, il fatto che si scappi dal pubblico per andare nel privato come operatori, sia colleghi medici ma anche sanitari, è un elemento fondamentale. I reparti sono in sofferenza, io ho qualche amico primario che è tornato vicino alla pensione a fare le guardie perché non c'è il numero sufficiente di medici per garantire la copertura. Su questo dobbiamo cambiare, ci vogliono risorse aggiuntive e allora se si trovano risorse per fare grandi opere noi siamo dell'idea che bisogna prima di tutto trovare risorse per dare risposte ai cittadini. Voi sareste in grado di cambiarla la sanità? Ma io sono convinto di sì, partendo dalla revisione dell'azienda zero. Poi c'è l'autonomia. Tante chiacchiere per 7 anni, e 8 anni ormai tra poco, e risultati zero, perché la legge Calderoli è una legge creata così, sbagliando anche l'approccio secondo me. Bastava prendere la Costituzione vigente e si ottenevano già delle... Qualcuno ha voluto dire porto a casa tutte le 23 competenze e il risultato è stato zero. Consapevole delle difficoltà, il candidato e la sua squadra sono pronti a metterci la faccia per il Veneto e i veneti. Forze diverse che hanno fatto una scelta attorno alla mia persona. E io sottolineo questo perché nel passato chi era fuori dal sistema si frammentava, qui invece siamo in tanti assieme, questo è un valore aggiunto, è una risposta nuova rispetto al passato. Così Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave. Adesso andiamo a Padova perché la polizia ha scoperto un appartamento fantasma all'interno del cavalcavia Unità d'Italia. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto ci troviamo proprio ai piedi di questo cavalcavia, il cavalcavia Unità d'Italia, che si trova a ridosso della fiera di Padova, per chi conosce la città. Qui la polizia ha scoperto quello che abbiamo definito una sorta di appartamento fantasma. Tutto è avvenuto perché un autista di Bus Italia, infatti qui vicino c'è il deposito, intorno alle 10:30 del mattino ha visto 2 stranieri arrampicarsi proprio sull'impalcato del cavalcavia ed entrare da una botola all'interno. Questo ovviamente lo ha allarmato, è scattata la telefonata di richiesta d'aiuto alle forze dell'ordine, che sono intervenute scoprendo proprio accedendo anche loro all'interno del cavalcavia dalla botola un giaciglio di fortuna. C'erano 6 letti dentro, una cucina e poi ovviamente tutto quello che purtroppo insomma siamo anche abituati a trovare quando si scoprono questi tipi di rifugi, quindi cumuli di immondizie, bottiglie di vetro, oltre ai 2 stranieri che sono stati fermati, identificati e accompagnati in questura. Si tratta di 2 cittadini marocchini irregolari in Italia e per loro ovviamente sono in corso le indagini, gli accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione. Questo cavalcavia si trova in una zona interessata da lavori di sistemazione della viabilità da parte del comune, infatti è di proprietà del comune di Padova, a cui adesso la questura ha chiesto di provvedere perché non sia possibile l'accesso all'interno. È stata anche interessata APS, la società municipalizzata, perché venga ripulito, una cosa molto pericolosa ovviamente per l'incolumità delle persone che c'entravano. C'era un'altezza di 1,5 metri all'interno e nessuna finestra, pensate, e una cosa ovviamente che porta alla ribalta un problema che comunque continua ad avere la città di Padova. Tenete conto che qui siamo in zona rossa. Tutti i dettagli nei servizi che confezioneremo per le edizioni dei TG di questa sera. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. La linea può tornare allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto, il nostro
operatore. Adesso torniamo sulla frana di Borca di Cadore, in particolare la frazione di Cancia è stata semisommersa da una colata di fango e di detriti. La statale Alemagna è ancora chiusa, dovrebbe essere riaperta domani. Andiamo in diretta a Belluno da Fabio Fioravanzi. Abbiamo scritto nel messaggio. Sei in diretta, Fabio. Grazie per la linea, siamo questa volta a Belluno in Centa, siamo sul Sagrato del Duomo, alle nostre spalle c'è la provincia di Belluno, per la quale il nostro ospite Massimo Bortoluzzi è il consigliere delegato alla Protezione Civile, che ieri ha partecipato, direi quasi a una riunione fiume che si è svolta a Borca di Cadore con tutte le autorità, tutti gli enti preposti che partecipavano, convocati dal prefetto per discutere cosa fare dopo la frana e il cosa fare riguardo innanzitutto la statale 51 di Alemagna. La statale 51 di Alemagna verrà riaperta, salvo imprevisti dell'ultima ora, domani mattina alle 7. Questi erano gli accordi, oggi verrà fatta comunicazione ufficiale da parte di ANAS. Comunque il giorno 19 alle 7 di mattina sarà aperta. Quindi grande lavoro di ANAS. Oggi rimarrà ancora chiusa perché stanno tentando di svuotare il più possibile le case che sono fronte strada, perché nel momento in cui verrà riaperto il traffico in maniera normale, perché dopo possono passare tutti, a quel punto là c'è un problema di dove mettere il materiale e di come sgomberare il materiale dalle case fronte strada. Quindi abbiamo dato questa possibilità e in più adesso è in corso il lavaggio della strada con la protezione civile e i vigili del fuoco che stanno lavando letteralmente la strada per metterla in piena sicurezza. E come verrà gestita dopo? Beh, finché le vasche saranno piene e non saranno completamente svuotate e quindi ripristinata la normalità. Anche lei ha parlato di una colata dei detriti forse superiore ai 50.000 inizialmente ipotizzati, di cui 30.000 nelle vasche e 20.000 nel paese. Ma sì, stiamo parlando quasi di 100.000 metri cubi di materiale che è sceso a valle e ha riempito le due vasche, più c'è un quantitativo sulla piazza alta e più dopo c'è un grosso quantitativo di materiale lungo tutto il paese, quindi che ha invaso completamente il paese e ha raggiunto quasi il gretto del fiume Boite. Quindi torniamo alla gestione invece della 51. La 51 verrà riaperta il 7 e ci sarà una procedura di allerta nel momento in cui c'è una colata in corso, abbiamo due vedette. C'è pioggia prima, chiaramente c'è la pioggia che attiva i due volontari che salgono in vedetta e dopodiché questi comunicano ad ANAS che c'è una colata in corso, se c'è speriamo non ci sia, e a quel punto là da remoto, dalla sala operativa di ANAS che è H24, verrà attivato il semaforo e dopodiché i nostri volontari di protezione civile partiranno per sbarrare la strada proprio fisicamente. Quant'è il tempo tecnico perché da un allarme si arrivi alla chiusura della strada? Ma praticamente può essere un minuto perché è il tempo che il volontario chiami, avvisi ANAS e l'operatore di ANAS schiacci il bottone per chiudere, per far partire il semaforo e avvisare i volontari che sono in loco. Come considera che sia la situazione adesso? La situazione adesso stiamo lavorando per portare via il materiale e il materiale dobbiamo rimuoverlo il prima possibile proprio per rendere sicura l'abitato di Cancia e la strada che deve essere percorribile a tutti quanti in piena sicurezza. Quindi ci vorranno circa 10-15 giorni per svuotare le vasche sotto, dopo rimane da svuotare la piazza alta che stiamo già asportando i massi ciclopici in maniera che un'eventuale colata non possa trasportarli a valle. Le famose briglie giapponesi hanno funzionato? Hanno deluso? Ma la briglia ha funzionato perché comunque ha dissipato l'energia e hanno lavorato e quindi una parte di questa si è spaccata, una parte ha ceduto il bollone, vuol dire che i grandi massi che sono passati sulla briglia hanno rallentato la loro corsa ma soprattutto l'opera non funziona solo con la briglia ma funziona anche con un canale di scolo delle acque, di raccolta delle acque per la separazione dal solido al liquido. Ci sono cittadini che ci hanno detto ma perché questa colata non viene
deviato, non viene preparato un indotto che va verso dalla parte di Vodo in modo che vada sui prati, non tocchi più Cancia, non ci sia più il rischio che tocchi Cancia? Io adesso sto già lavorando su questo, ho già chiesto ai miei uffici che mi portino quei progetti, quelle ipotesi progettuali che erano state studiate al CNR, dalle università e dai vari professori, perché questo era un primo step e c'erano le vasche che hanno salvato il paese, perché se non c'erano le vasche insieme a tutte le opere adesso staremo parlando di un paese devastato come è stato nel 1737, nel 1800, nel 1900 e quindi sicuramente adesso porterò l'attenzione a questo e inizialmente era stato bloccato anche da dei comitati di cittadini perché qualcuno non voleva che venissero toccate le loro case. In questo momento qua adesso riprenderò in mano la situazione a brevissimo, ho già chiesto come dicevo prima il progetto che è uno studio di fattibilità abbastanza avanzato per vedere dove si può fare e creare questo canale senza creare problemi, arrecando meno problemi possibili ai cittadini, però mettendoli in sicurezza nel maggiore modo possibile. E allora grazie al nostro ospite per tutto quello che ci ha spiegato sulla gestione della frana da qui in avanti. Restituiamo la linea allo studio. Grazie molto a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi per le riprese. Andiamo avanti con la cronaca. 2 persone denunciate dai carabinieri a Castelfranco Veneto per guida in stato di ebbrezza e uso di sostanze stupefacenti. Vediamo. Comandante, insomma questa storia della guida in stato di ebbrezza non finisce mai, ma si aggiunge anche quest'altra storia di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Sì, è un fatto che è accaduto l'altra notte a Castelfranco Veneto quando la pattuglia del nucleo operativo radiomobile ha fermato questa ragazza, una 29enne originaria di Vicenza in guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso pari a 1,55, quindi un tasso abbastanza importante. Quando si è trattato poi di chiamare qualcuno per affidare l'autovettura affinché potesse poi rientrare nella sua abitazione, la ragazza ha chiamato un amico al quale poi i carabinieri, come doveroso, hanno fatto la prova del test per l'uso di stupefacenti ed è risultato positivo, quindi a quel punto si è trattato del ragazzo chiaramente ha rifiutato di sottoporsi alle analisi e pertanto abbiamo provveduto a denunciare entrambi per una guida sotto di ebbrezza e l'altra guida sotto l'effetto di stupefacenti. Ricordando che voi siete sempre fuori ogni fine settimana a fare questi controlli. Sì, diciamo che nel periodo estivo la questione è una questione abbastanza importante, la guida sotto di ebbrezza è una di quei comportamenti che generano in particolare gravi incidenti stradali e quindi la nostra attenzione si pone anche su questo. E vediamo sempre per problemi riguardanti la viabilità e la guida, un anziano al volante che sale sul marciapiede per evitare il cantiere, paura in via Gozzi. La sua corsa è finita, siamo a Padova ovviamente, la sua corsa è finita sui paletti posti ai lati della carreggiata con gli agenti della polizia locale, si è scusato, doveva andare ad una visita medica. Parliamo degli esami adesso di maturità, la prova di italiano, le tracce per il tema 39.000 gli studenti impegnati con la maturità in Veneto, da Paolo Borsellini a Pierpaolo Pasolini a Tomasi di Lampedusa. Andiamo in diretta a Treviso da Elena Dal Forno. A te Elena. Eccoci, grazie direttore, siamo qui davanti al liceo Canova con 3 degli studenti che ovviamente hanno finito prima di tutti questa prova di maturità. Allora innanzitutto chiediamo subito che traccia hanno scelto. Io ho scelto la B2 sul rispetto perché sì, è un tema molto attuale e volevo approfondirlo e poi era in linea con il percorso formativo di quest'anno. Ecco, questa era Anna, adesso sentiamo Iris. Anche io ho scelto la B2, come Anna secondo me riusciva a mettere in luce meglio rispetto alle altre tracce il mio percorso in questi 5 anni e soprattutto perché lo trovo un tema molto anche inerente a quello che sta succedendo oggi in giro per il mondo, insomma, e tra noi giovani.
E invece Giovanni ha scelto Telmo Pievani sull'ambiente. Sì, l'ho scelta perché mi interessa capire, mi interessa l'ambiente in sé, come lo stiamo trasformando, che impatto stiamo avendo e anche quanto non riusciremo mai a mettere a posto tutto quello che abbiamo trasformato e distrutto anche. Ecco, come vedi, giovani impegnati e soprattutto anche con le idee chiare. Per esempio, che cosa faranno nel loro futuro già lo sanno. Io vorrei andare a Padova a fare cinematografia. Io vorrei andare alla Ca' Foscari a fare storia e filosofia. Io invece andrò a fare scienze politiche all'Università Cattolica a Milano. Bene, quindi 7.500 dicevamo gli studenti trevigiani oggi impegnati, domani si ricomincia, per loro ci sarà inglese e per gli altri studenti ognuno ovviamente avrà il tema dedicato. Ti ringrazio direttore e ti restituisco la linea. Grazie a Elena Dal Forno e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica e restiamo in ambito scolastico. Tra l'altro si sta parlando molto della decisione del ministro Valditara di impedire l'uso dei cellulari nelle scuole superiori, c'è una grossa polemica in corso e c'è un conto alla rovescia per la scuola Pascoli a Bassano del Grappa. I genitori tengono la posizione, il comune deve ancora decidere e settembre è dietro l'angolo. Sentiamo di cosa si tratta con Ferdinando Garavello. Dopo gli striscioni, dopo le lettere di fuoco, la tensione resta alta fra i genitori degli alunni della Pascoli e l'amministrazione di Nicola Finco. I primi si sono riuniti per fare il punto della situazione in un comitato che ha le idee piuttosto chiare e che spera di schiarirle anche alla giunta cittadina. Giunta che si dovrebbe riunire nelle prossime ore per decidere che cosa fare. Sul piatto restano due opzioni, solo una delle quali è gradita alle famiglie. Due ipotesi che vanno letteralmente di qua e di là della Brenta. La prima infatti è quella legata alle canossiane, sul solco di quanto già fatto in occasione di lavori alla scuola di Sant'Eusebio qualche anno fa. La proposta però non va giù alle famiglie per molti motivi, tanto logistici quanto tecnici. Gli spazi delle canossiane infatti non sarebbero compatibili con l'insegnamento montessoriano applicato alla Pascoli. Decisamente più gradita invece l'opzione Scalabrini, ma i tempi potrebbero essere piuttosto lunghi perché ci sono degli interventi da fare nell'ala dell'immensa struttura che verrebbe destinata a ospitare le lezioni. Su tutto questo gravano le tempistiche del Tribunale, che dovrebbe essere liberato rapidamente e comunque entro la prima campanella. Le famiglie ritengono che questo stallo si possa superare prolungando la permanenza nelle aule di via Marinali fino a quando saranno completate le operazioni agli Scalabrini. Non un giorno di più, non un giorno di meno. Per ribadire le proprie posizioni, qualche genitore ha affisso la settimana scorsa alla ringhiera della scuola chiusa un lenzuolo con la scritta spray "La Pascoli non molla". Nello stesso momento uno striscione è comparso anche al Tribunale con la scritta "La vera giustizia è una scuola degna". Il conto alla rovescia è partito assieme a un braccio di ferro che potrebbe risolversi con una soluzione in grado di rendere tutti contenti, ma che potrebbe portare a decisioni difficili da far accettare ai genitori. Insomma, un'estate di fuoco, anzi di temporali fra palazzo e famiglie, che potrebbe però finire, come dice appunto il Pascoli in una sua bella poesia: nel giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Servizio di Ferdinando Garavello e adesso con i nostri registi Andrea Basso e Italo Morao andiamo in pubblicità. State con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, restiamo a Bassano del Grappa dove ci saranno nei prossimi giorni importanti cambiamenti nella viabilità a ridosso del Ponte Vecchio. Su via Angarano è imminente l'avvio della sperimentazione della pedonalizzazione serale notturna del tratto più vicino a Ponte Vecchio. L'orientamento dei commercianti, con alcune sottolineature, è positivo. Come abbiamo parlato con gli altri commercianti, che se viene attivata dalla strettoia non dovrebbero esserci problemi. A voi cambierebbe qualcosa? A noi no, più che altro è il problema del sabato alla domenica, che noi lavoriamo il sabato e domenica. Se la chiudono
come subito parlavano dall'inizio, era portare via anche quei pochi parcheggi che ci sono è un guaio, insomma. Noi siamo sereni, si fa questo esperimento, si prova, si vede, vediamo come funziona. La cosa positiva è che ci togliamo un po' di traffico, tutte queste auto che si fermano, che bloccano un po' la visuale da chi arriva dal ponte o chi arriva da Langarano, quindi si prova, si vede, secondo noi sarà una cosa positiva, insomma. Qui siamo a ridosso del ponte, macchine qui comunque non ne passano, ma sulla ZTL serale, notturna, lei come la vede? Io ho il negozio che non avrà sicuramente nessun tipo di ripercussione, però per quelli che hanno i bar, quelli che hanno attività che lavorano durante la sera magari può creare qualche disagio. Di là del Brenta, per il rifacimento del ponte di via Ferracina, il traffico sarà vietato fino a settembre. Tanti commercianti dicono di non saperne ancora nulla, ma per molti sarebbe un sollievo non avere più il traffico davanti alle vetrine. Assolutamente sì, il problema è che credo che almeno metà delle macchine che passano sono le macchine che fanno servizi vari in questa zona, quindi quelle probabilmente passerebbero in qualsiasi caso. Ecco, sulle macchine che invece scelgono attraversare questa strada invece che fare il giro intorno, ecco, qua bisognerebbe fare qualcosa. Io sono propensa e da anni continuo a sostenere questo progetto della ZTL prolungata e quindi addirittura chiudere completamente queste vie centrali, però purtroppo secondo me non siamo ancora all'altezza di poter fare questa scelta. E continuano ad arrivarci segnalazioni di degrado da parte di cittadini nei parchi bassanesi. L'ultima riguarda l'area verde di via Baccin. Parco Baccin, nell'omonima via di Bassano, è uno dei 3 spazi verdi pubblici del quartiere di Marchesane. È un residente e nostro telespettatore che segnala la presenza la sera di domenica di una persona ubriaca proprio mentre nell'area sono presenti anche dei bambini che giocano. Non trovo giusto che i ragazzi escano con la paura di essere aggrediti, scrive. La presenza è confermata anche dall'assessore Viero, che proprio in questa zona abita. Da residente qualche caso anomalo ne sono a conoscenza anch'io, sono ovviamente persone che sono anche note alle forze dell'ordine. Insomma, quello che cerchiamo di fare è proprio in collaborazione con i residenti, quando insomma ci sono situazioni particolari, di segnalarlo subito, che così la polizia locale oppure le forze dell'ordine in generale possono intervenire. Una panchina all'esterno del parco sembra confermare la presenza di un piccolo bivacco con avanzi di cibo e bottiglie di alcolici vuote. La persona nel caso specifico sarebbe dunque già nota. C'è qualche presenza assidua nei nostri parchi, questo ci ha portato anche a qualche scelta drastica, ad esempio rimozione delle panchine. In via Baccin è prevista a giorni una pulizia a fondo. Qui c'è un intervento generale di riqualificazione del parco, verrà rimossa tutta la siepe, soprattutto quella lungo la strada, e verrà sostituita con delle staccionate. Questo insomma è un intervento concordato con il quartiere, anche in riferimento insomma a qualche episodio magari spiacevoli di presenze non gradite al parco. Questo permette insomma sicuramente una maggiore visibilità. L'estate 2025 ha portato al centro delle cronache i parchi cittadini, più come luogo di degrado che come punto di socializzazione. A me piace ricordare che insomma tanti quartieri ci danno una mano, ci sono tanti volontari che si prendono cura del verde. È anche vero che ci sono questi fenomeni insomma di questi ragazzi che girano per i nostri parchi, che non hanno rispetto poi della cosa pubblica, quindi quello che possiamo noi è cercare di far rete assieme ai cittadini, segnalare le situazioni anomali alla polizia locale, cercare di intervenire proprio su questi ragazzi che a volte proprio non hanno rispetto di quella che è la cosa di tutti. Servizio di Mirko Cavallin, e adesso andiamo sull'altopiano a Gaglio, dove c'è alta tensione in Consiglio Comunale. I consiglieri di minoranza si sono alzati durante la discussione dell'ultimo punto che ha eletto il primo presidente del Consiglio Comunale e il suo vice. Riteniamo di non prendere partecipazione, insomma di non partecipare a questa votazione. Per cui colgo l'occasione per salutarvi, per ringraziarvi, e per noi il Consiglio Comunale di stasera finisce qua. Buona serata.
Si sono alzati e sono usciti dall'aula i consiglieri di minoranza della lista Insieme per Gallio e l'Altopiano, che in aperto dissenso con la maggioranza hanno deciso di non partecipare all'elezione del primo presidente e del primo vicepresidente del Consiglio Comunale. Due figure nuovissime per il comune dell'Altopiano, meno di 3.000 anime, che per procedere all'elezione ha dovuto modificare il regolamento e lo statuto comunali che non prevedevano questa figura. Pungente il commento del capogruppo della lista di minoranza Emanuele Munari. Con l'elezione di questa figura, vale a dire il presidente del Consiglio di Gallio, Gallio assume di fatto le sembianze di New York, di Milano o di Roma, dove tali figure hanno un senso e invece non lo hanno mai avuto nei nostri piccoli borghi montani. E quindi queste cariche suonano solo, secondo noi, come una patacca elettorale, e ringrazio ancora una volta i miei colleghi di opposizione per il significativo gesto di abbandonare la seduta del Consiglio Comunale come messaggio chiaro di non condivisione di questa farsa che danneggia i cittadini di Gallio. Queste cariche che, ripeto, non servono a nulla se non come ricompensa, e noi da questo punto di vista siamo fortemente contrari. A onor del vero, la figura del presidente del Consiglio Comunale non c'è ad Asiago, ad esempio, dove il ruolo è rivestito dal sindaco. Il vicepresidente del Consiglio Comunale non c'è invece, ad esempio, a Bassano. Sul punto laconica la sindaca di Gallio, Marinella Sambugaro. Il consigliere Munari ha diffuso un comunicato stampa, ma non era presente in Consiglio Comunale. Il fatto si commenta da solo e per questo non rilascio dichiarazioni. Servizio di Chiara Gaiani, adesso andiamo a Vicenza, dove 6 persone sono state denunciate dal Digos, avevano improvvisato una protesta pro-Palestina davanti alla caserma Ederle, una manifestazione che non era stata però autorizzata. 6 persone deferite dalla Digos della Questura di Vicenza. Nell'ambito delle manifestazioni di contestazione per l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza in solidarietà al popolo palestinese, domenica 30 marzo una settantina di manifestanti, tra cui gli antagonisti dei centri sociali, avevano inscenato un'estemporanea e non preavvisata manifestazione davanti all'ingresso della base americana alla caserma Ederle. Questo ha comportato il deferimento dei 6 per il loro ruolo attivo nell'organizzazione della contestazione non preavvisata. La stessa violazione è stata riscontrata per altri 5 attivisti che il 5 aprile, con un centinaio di manifestanti in Notav, si erano riuniti in via Maganza per poi partecipare al corteo fino a via D'Annunzio, oltrepassando il cancello di accesso alla sede ferroviaria e iniziando a percorrere la strada sterrata, costeggiando i binari con lo striscione Stop Cantieri. A Padova polemiche alla commemorazione di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, militanti del Movimento Sociale Italiano uccisi il 17 giugno del 74 in via Zabarella a Padova dalle Brigate Rosse. L'assessora Francesca Benciolini ha infatti partecipato senza indossare la fascia tricolore, fatto che è stato criticato da Pietro Mazzola, figlio di Giuseppe, e da Gabriele Zanon, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, che ha criticato anche l'intervento di Benciolini. Di parere opposto Silvia Giralucci, che ha definito il discorso rispettoso delle vittime e della storia. Fonti dell'amministrazione precisano che il Comune si attiene ad una circolare prefettizia che prevede che gli assessori non possano calzare la fascia tricolore. A Preganziola, al confine con Dosson di Casieri, i cittadini di Via Basso vivono un'emergenza continua ogni volta che piove abbondantemente. Nel giro di poche ore qui, come al solito, si forma un fiume e si allaga tutta la zona. Sale dalle cavitoie che dovrebbe andare giù, 20 centimetri d'acqua ieri. E immondizie, fognature, bidoni dell'immondizia dappertutto. I residenti di Via Basso tornano a far sentire la loro voce dopo l'ennesimo episodio di allagamento dovuto alle piogge intense. La strada, che segna il confine tra i comuni di Preganziola e Dosson di Casiera, si trasforma puntualmente in un fiume d'acqua piovana, mista a liquami fognari, invadendo giardini, garage e abitazioni. Una volta succedeva una volta ogni tanto, adesso succede 3-4 volte all'anno. Non va bene così, insomma ci deve essere qualche soluzione.
Un problema noto da decenni e di cui anche l'amministrazione è ben consapevole. Il sindaco di Preganziola, Elena Stocco, intervenuta sul posto con un tecnico del comune, vuole rassicurare i cittadini. Comprendiamo la situazione, in effetti è una situazione che appunto vede qui in questo territorio una sofferenza idraulica, lo vede da diversi decenni, e comprendiamo ovviamente il disagio dei concittadini. Nell'agosto dell'anno scorso nella via era stato ridimensionato un pozzetto di contenimento delle acque. Con un intervento di complessivi 100.000 euro abbiamo implementato la capacità appunto di questa infrastruttura, quindi andando a modificare la capienza. È chiaro, non sarà un intervento risolutivo, ma intendiamo procedere con ulteriori interventi coinvolgendo sia il Consorzio Acque Risorgive e anche con il rapporto che già abbiamo anche con il Comune di Casiar. Ci hanno assicurato la disponibilità piena e totale a collaborare per andare a studiare, a risolvere insieme quelle che sono le criticità date da un lato da una situazione appunto di pendenze delle strade, ma soprattutto bisogna studiare e andare ad ampliare quella che è la capacità di risposta delle infrastrutture e quindi anche poi dei sottoservizi. Quindi siamo pronti per lavorare fin da subito per provare a dare risposta a questo territorio che merita ovviamente una risposta che possa essere di lungo periodo. Entrano nel vivo i cantieri estivi del tram di Padova. Il sindaco Giordani invia un messaggio ai padovani per ringraziarli della pazienza. Valentina Visentin. Il tram sta arrivando ed è sempre più vicino. La città sta cambiando a un ritmo incredibile e io ne sono orgoglioso. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, inizia così il suo videomessaggio ai padovani per spiegare la lunga estate dei cantieri del tram. L'opera ormai è in uno stato avanzato, i tempi stringono per il completamento delle due nuove linee, la SIR 3 Volta Barozzo Stazione e la SIR 2 Vigonza Padova Rubano. Quest'ultima tratta, realizzata con fondi PNRR, deve essere pronta entro il 30 giugno 2026. In questi giorni nuovi cantieri sono stati aperti in alcuni snodi centrali per la viabilità cittadina e per chi si muove in macchina la circolazione sarà più ostica nel periodo estivo. E per rispettare i tempi dobbiamo realizzare molti cantieri. L'estate è una grande occasione perché la chiusura delle scuole e il minor traffico permettono di intervenire con le lavorazioni più delicate e in questi giorni ne stiamo avviando molte. I lavori procedono secondo i tempi, ma sappiamo bene che i prossimi saranno mesi complessi. So che questa fase crea disagi, ma sono fiero della risposta della città. Stiamo lavorando per informare e organizzare tutto al meglio. Nel video Giordani ringrazia i padovani per la pazienza. I disagi sono necessari a raggiungere il progetto di mobilità sostenibile che dovrebbe migliorare l'accesso alla città. Un sistema di percorsi con 69 fermate che porterà fino a 20 milioni di passeggeri l'anno. Vi ringrazio per la pazienza e per aver compreso appieno il senso di questo lavoro e per essere sempre al nostro fianco in questa trasformazione. È in corso a Milano, a Padova, un incontro tra esponenti di Forza Italia e i residenti proprio per parlare dei disagi che questi lavori del tram stanno procurando. Un disagio enorme, un danno economico per loro, ma è un danno economico per la città, perché queste sono le forze vive della città. Loro sono a partita IVA, non sono i dipendenti pubblici che insomma anche durante il Covid insomma hanno percepito lo stipendio. E loro, il comune che ha programmato tutta questa chiusura contemporanea di tutta la città poteva anche fare qualcosa di più a sostegno di questi esercenti. Incontro dei rappresentanti di Forza Italia con commercianti e residenti di Corso Milano e delle aree del centro di Padova interessate dai lavori per la realizzazione della linea SIR 2 del tram. Ecco le proposte. Le Forza Italia ha fatto delle proposte concrete come quello per esempio di poter dare l'accesso a parcheggi gratuiti come per esempio la Prandina, oppure di utilizzare anche quella che è la tassa di soggiorno, che ormai non è più una tassa di scopo per il turismo, viene utilizzata in qualsiasi altro ambito, anche a sfalciare l'erba delle scuole, per andare a sostenere questi commercianti, questi esercenti che veramente rischiano la chiusura, il fallimento. Non solo un tema economico, ma anche uno di sicurezza. La paura è che con Corso Milano chiuso ad una sola carreggiata i mezzi di soccorso non passino. Capita qualcosa, l'altro giorno mio figlio si è sentito male, l'auto lettiga è potuta
potuta rientrare qui velocemente. Adesso con questo sistema di chiusure, di blocchi, non solo le attività commerciali ma anche la salute. È un problema di sicurezza sottovalutato secondo me, perché una autoambulanza qui non ci arriva se non dal cielo. Intanto è pronta una petizione da lasciare nei negozi, da inviare al comune per chiedere di essere ascoltati. Soprattutto per quanto riguarda il disagio economico di quello che stanno attraversando gli esercizi commerciali e non solo. Anche perché è vero che in parte il Corso Milano è, diciamolo pure, semiaperta, ma non è così, la gente non viene perché non sa dove parcheggiare, non sa come andare, e quindi qui noi siamo anche come commercianti estremamente preoccupati che ancora ci siano delle attività commerciali costrette a chiudere. Servizio di Francesco Rattaia. Intanto a Venezia e Mestre continua il dibattito sulla manutenzione del verde pubblico e le proteste per gli abbattimenti degli alberi. In una petizione che in pochi giorni ha raccolto centinaia di firme si chiedono accertamenti rigorosi prima di togliere di mezzo le piante. C'è stata veramente una grande partecipazione da parte non solo delle persone che abitiamo qui in questa zona, ma anche di altre zone venute anche da Mestre per dire, a firmare, e questo io ci riflettevo in questi giorni proprio al senso di comunità. Il movimento che si è creato a Sant'Agnese dopo che giovedì le motoseghe hanno tentato di abbattere uno dei 4 alberi che si trovano nel campo l'ha reso uno dei centri nevralgici del dibattito sulla gestione del verde pubblico in Comune di Venezia. Da qui è partita una raccolta firme tra residenti che ha già superato quota 500, un'altra parallela e attiva su internet. Chiediamo che gli alberi vengano monitorati seriamente, che ci venga dimostrato che eventualmente un albero è veramente ammalato e che deve essere abbattuto, e che appunto gli alberi non vengano abbattuti così indiscriminatamente senza un controllo serio. Il 2 giugno un leccio di Piazzale Roma è crollato improvvisamente su una dozzina di persone, ma è stato dopo la caduta di una robinia 4 giorni dopo in Viale Lepanto al Lido che, iniziando proprio da Piazzale Roma, sono partiti abbattimenti in tutto il territorio comunale. A Mestre l'11 giugno è iniziata la rimozione di alcuni degli storici tigli che adornano Viale Garibaldi. Sempre a Mestre, 4 giorni dopo, lo stesso scenario si è ripetuto in Strada del Rigo. Una pagina Facebook intitolata Alberi a Venezia ha iniziato a seguire tutti gli abbattimenti, tra gli altri in Via Zara al Lido e ai giardini della Biennale. Ieri siamo stati insieme ad altri residenti lì a Giardini, hanno fatto un intervento su un platano monumentale e per fortuna sembra che l'intervento lì si sia fermato. L'allerta era scattato anche in campo Sant'Agnese, dove in effetti la mobilitazione di residenti ha evitato per ora l'abbattimento. Se l'amministrazione comunale fosse stata sicura che questi 2 alberi erano molto pericolosi e che dovevano essere abbattuti, non si sarebbe fermata davanti a nessuno, avrebbe mostrato la perizia, fatto la lettura dell'urgenza e avrebbe transennato la zona impedendo a chiunque di entrare. Qui i cittadini stanno anche raccogliendo fondi per finanziare delle perizie sullo stato di salute degli alberi. A Sant'Agnese gli alberi sono una parte imprescindibile del campo, della sua estetica e della sua socialità. E c'è chi teme ad esempio l'effetto Campo Sant'Alvise, dove una volta abbattuti gli alberi non sono più tornati. Queste 2 foto, il prima e il dopo, sono apparse sulla pagina Facebook Gli Alberi di Venezia. La proposta è fondamentalmente quella di rispettare il regolamento del verde pubblico, il quale regolamento dice che la gestione è affidata anche alle associazioni e anche ai cittadini. Una spaventosa escalation nella guerra tra Israele ed Iran, con il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti. Il presidente Trump ieri ha detto o Teheran si arrende oppure entreremo anche noi in questo conflitto, e queste tensioni ovviamente provocano reazioni a Vicenza, dove vengono rafforzati i controlli alle installazioni americane, preoccupati per la circolazione dei convogli militari pacifisti che con un presidio chiedono un incontro in prefettura. Sul posto Daniele Garbin e Simone Squarcina.
I venti di guerra raggiungono anche Vicenza, molte preoccupazioni sono per l'aumento dei controlli attorno alle basi anche USA e in questo momento anche le preoccupazioni di dichiarazioni di Trump. Ecco, i pacifisti, un'associazione dell'Osservatorio che da tempo seguivano un po' tutti i movimenti, in questo momento sono sotto la prefettura e chiedono un incontro al prefetto perché la circolazione dei convogli militari è una cosa che preoccupa e che da tempo chiedevano anche una forma di controllo superiore proprio tra le basi. Oggi in questo momento di tensione c'è ancora più preoccupazione, è vero? Giancarlo Pugioni, segretario generale della CGIL di Vicenza. Oggi abbiamo rinnovato con questo presidio una richiesta che abbiamo già avanzato al prefetto ancora il 2 di giugno perché siamo estremamente preoccupati dal silenzio assordante che c'è in città in termini di informazione di fronte ai livelli di tensione molto alti che stiamo registrando nel nostro territorio, che è uno dei territori più militarizzati in Italia, è patrimonio dell'UNESCO la nostra città e pensiamo che i cittadini abbiano diritto di sapere come stanno le cose, cosa c'è nelle basi, cosa si sta muovendo e se c'è un piano di sicurezza rivolto a tutta la cittadinanza. È chiaro che al prefetto noi non chiediamo risposte, ma chiediamo di trasmettere immediatamente in tempi urgenti questa necessità al governo e alle autorità che sono preposte alla sicurezza dei cittadini. Ecco, diciamo che queste preoccupazioni circolavano da tempo al Ticino, in questo momento sono solo accentuate anche perché c'era un problema, ricordo, proprio di segnali, di mancanza, di non trasparenza di quello che viene movimentato, ovvero all'interno di questi contenitori che dentro magari potrebbero contenere anche esplosivi. Sì, allora Giovanni Marangoni, portavoce Osservatorio Vicenza, città UNESCO da smilitarizzare, che raggruppa 36 associazioni della società civile vicentina. Allora, è da agosto dell'anno scorso che noi stiamo chiedendo alla prefettura, prima con il prefetto Caccamo che abbiamo incontrato a ottobre e ora con il prefetto Romano, di avere indicazioni e informazioni per la popolazione civile sul piano di gestione dei rischi legati alla presenza militare statunitense a Vicenza. È l'UNESCO che lo chiede a gran voce e noi come cittadini siamo qua per sostenere questa iniziativa. Ci preoccupa molto il fatto che la nostra richiesta che abbiamo presentato al prefetto Romano ancora il 17 gennaio, siamo già a giugno e la risposta all'incontro non è ancora arrivata, quindi siamo qui per sollecitare il prefetto ad incontrarsi e per informare i cittadini di tutti i pericoli che la città sta correndo. Grazie molte a Daniele Garbini e a Simone Squarcina della nostra redazione di Vicenza. Andiamo ancora in pubblicità e torniamo da voi tra pochissimo. Presentato a Treviso il progetto Dream Builders, un percorso di formazione e inserimento lavorativo di giovani con autismo grazie ad una rete che è stata composta da amministrazione, soggetti privati e terzo settore. Elena Dalforno. Dream Builders for Centro Marca Banca è un laboratorio che coinvolge 5 giovani dello spettro autistico di età compresa tra i 20 e i 26 anni, individuati da DULS 2 e dal Servizio Disabilità Adulti, per ridare loro dignità lavorativa e nuove competenze digitali. Obiettivo concreto quello di attivare e gestire una piattaforma di un sito web per il circolo ricreativo del personale della banca. Laura Lovisa, project manager, spiega come il coinvolgimento di pubblico, privato e terzo settore possa far emergere collaborazioni di eccellenza. Il vero elemento di novità è il fatto che si sia creata una rete coesa che si suddivide i compiti, le responsabilità, l'impegno e quindi quando c'è equilibrio, quando c'è reciprocità, ecco che automaticamente il progetto diventa davvero inclusivo e sostenibile. Percorsi che vanno valorizzati, che hanno portato negli anni a 90 persone assunte in 115 tirocini offerti. Portano avanti una progettualità importantissima, la progettualità del futuro per un inserimento, per un progetto di vita che noi riteniamo essenziale perché voglio dire queste persone sono le persone originali che hanno delle competenze e queste competenze vanno valorizzate al massimo, cosa che si sta facendo ma dobbiamo farlo sempre di più. Percorso che ha visto Centro Marca Banca al centro del progetto fin dall'avvio del dialogo con la rete Dream Builders.
Un percorso di crescita, di formazione che andasse anche oltre, anche con pillole di educazione finanziaria per questi ragazzi, quindi un progetto che è una grande opportunità per loro, per questo progetto, ma è una grande opportunità per noi anche per sostenere un progetto che ha un grande impatto sociale. Questo è molto importante, è un dividendo che noi stacchiamo e ne siamo orgogliosi. Questo matrimonio non sa da fare, urlano gli antagonisti, gli attivisti di Venezia, è una vicenda che è finita anche sui giornali nazionali. Nascono i No Space for Bezos, Ampi e No Global, pronti a boicottare il matrimonio di Mr. Amazon. Vedete questo striscione mostrato sul ponte di Rialto. E a Padova invece un matrimonio illustre, nella splendida cornice di Palazzo Capitanio si è sposata la Daniela Del Secco, marchesa d'Aragona. Nozze VIP ieri a Palazzo del Capitanio in Piazza dei Signori, dove si è sposata Daniela Del Secco, marchesa d'Aragona, con Andrea Velardi, ematologo di fama internazionale. Il rito civile è stato officiato dal presidente del Consiglio Comunale di Padova, Antonio Foresta. La sposa indossava un abito bianco a sirena di pizzo ed è arrivata a bordo di una Maserati bianca accompagnata da uno dei suoi amati cagnolini. Testimone per la marchesa è stato il chirurgo estetico padovano Carlo Alberto Palaoro, che le ha regalato una spilla d'oro. Per lo sposo invece Orazio Dell'Ellis. Daniela Del Secco, giornalista e opinionista televisiva, è romana doc, ma ha scelto Padova per il suo matrimonio perché ha deciso di trasferirsi qui per motivi familiari e per avvicinarsi alla figlia. Dopo la cerimonia civile, la festa degli sposi è proseguita con un rinfresco nello storico Caffè Pedrocchi. Servizio di Valentina Visentin, stasera Focus alle 21:15, gli ospiti Khaled Alzer, Vinicio Corrent, Gian Antonio Darè, Lucrezia Favaro, Paolo Galeano, Jacopo Maltauro, Guido Rizzo, Francesco Rucco e Gianluca Zanotti. Non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie per averci seguito fin qui, grazie ai nostri registi Andrea Basso, Italo Morao e buona giornata.